Per una scuola proiettata al futuro ci sembrava opportuno e anche doveroso rivolgere sempre lo sguardo al passato. Non c'è futuro senza guardare le nostre tradizioni e la nostra storia. In questo periodo soprattutto particolare, ieri c'è stata una strage a Tunisi e Tunisi è molto più vicino di Parigi e cade proprio opportuna questa minestra di San Giuseppe, che è il piatto della solidarietà, della tolleranza, dell'unione tra popoli, la miscela tra tanti tipi di legumi, di verdure, verdure più costose e verdure meno costose e vari tipi di pasta, sa significare l'unione tra tante etnie, tra tanti popoli diversi. Invochiamo anche la pace nel Mediterraneo attraverso queste iniziative. La minestra di San Giuseppe per Favara ha avuto sempre un ruolo particolare per le nostre famiglie e per le nostre tavole, è il piatto della solidarietà e si dice sempre che un piatto di minestra non si nega a nessuno e basta sempre a prescindere dagli invitati. Ma come vedete questa è una bellissima iniziativa che la dedichiamo non solo a San Giuseppe, ma la dedichiamo al lavoro, la dedichiamo a questi ragazzi che stanno crescendo, perché la sensibilità della scuola si riconosce quotidianamente, non è solo per la ricorrenza di San Giuseppe, ma tutti i giorni per noi è una festa continua.